Valerio Baldovin, una partita che ha visto la Tonazzo Padova anche probabile autrice di una buona partita, poi però qualcosa non è funzionato a partire da Giannotti che era decisamente in giornata no. Abbiamo giocato secondo me un'ottima partita oggi, di gruppo, di squadra, abbiamo tenuto bene in ricezione nei momenti anche in cui loro forzavano molto il servizio. È vero che qualche volta abbiamo pagato dazio sui loro battitori più potenti quando entravano in ritmo, però in generale abbiamo fatto un'ottima partita a muro difesa, soprattutto una partita molto volitiva. Sì, vabbè, il discorso di Giannotti è un discorso che insomma tante volte ci ha fatto vincere le partite, oggi ha fatto un po' fatica a entrare in gara, poi comunque quando l'ho rimesso dentro ha dato comunque il suo, però insomma io sono comunque contento della prestazione che abbiamo avuto oggi contro una squadra che è sicuramente di ottima cilindrata. Mi pare che siamo sulla strada giusta per migliorare, toglierci delle soddisfazioni. La vittoria del primo set penso che sia stata significativa perché ci abbiamo creduto fino in fondo, e anche comunque negli altri set quando loro ci scappavano via i ragazzi hanno sempre combattuto fino alla fine per cercare di rimanere aggrappati alla partita, e questa è sicuramente una cosa positiva che dobbiamo portarci dietro per le prossime gare. È un peccato comunque che il servizio abbia fatto la differenza ancora una volta nel bene e nel male. Allora Verona ha una batteria di battitori non indifferenti, cioè di altissimo livello, perché Sender è un grande battitore, Gasparini lo stesso, De Rù lo stesso, con il fatto che è in grado di fare parecchie variazioni di servizio, quindi ci sta. Sapevamo che era una partita difficile per la nostra ricezione, però secondo me abbiamo ricevuto peggio altre volte rispetto ad oggi, decisamente. Per quanto riguarda già la prossima partita si affronterà Ravenna, una Ravenna che decisamente è più, diciamo così, in difficoltà rispetto a un inizio di stagione. Che gare si aspetta? Una gara come quella di oggi, una gara più difficile? Per noi tutte le gare sono con il coltello fra i denti, e Ravenna è alla stessa stregua di Verona, una squadra che ha un grosso potenziale. È vero che non ha più il palleggiatore francese Tognuti, però comunque Cavanna è un grande palleggiatore, perché quando abbiamo giocato l'amichevole ha fatto vedere che comunque è un ottimo palleggiatore anche lui. Ci lavoreremo in settimana, studieremo i nostri avversari come facciamo sempre, però quello che mi preme puntualizzare è il fatto che dobbiamo continuare a lavorare duro come stiamo facendo adesso, perché pian pianino, anche se i risultati agonistici fanno fatica a venire, viste le squadre che abbiamo di fronte, però dal punto di vista del gioco sono moderatamente soddisfatto. Grazie, in bocca al lupo. Crepi.